Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: maxi operazione dei carabinieri che hanno arrestato 19 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgata di Siracusa. Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove nel giro di 26 ore sono approdate 1202 persone, sono 394 i migranti sbarcati solo durante l'ultima notte, 6 i barconi soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Frontex. Un 73enne è morto durante un ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Pare che l'uomo sia deceduto a seguito di complicazioni dovute ad un intervento chirurgico. La procura ha aperto un'inchiesta. Una donna di 78 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto davanti alla propria abitazione a Zafferana, nel Catanese. Pare che l'anziana stesse spazzando le ceneri vulcaniche cadute nelle scorse ore. I carabinieri indagano su quanto accaduto. In Sicilia il 69,3% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. Questi i dati diffusi da Save the Children, che segnala anche una forte crescita del fenomeno del cyberbullismo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.